Il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha incontrato stamani i sindaci della provincia per discutere sui fondi pubblici disponibili da spendere per il rilancio del nostro territorio. Intanto la parlamentare onorevole Margherita La Rocca Ruvolo interviene sui fondi spesa per la sanità agrigentina. Il ministro per le disabilità Locatelli ad Agrigento sui diritti delle persone disabili, presente anche l'europarlamentare Tardino, il direttore del Parco Sciarratta, incontro con le comunità agrigentine. Potenziati i servizi del Comune di Agrigento per la social card, è quanto affermato stamani l'assessore al ramo Marco Vullo. Sul futuro aeroporto di Agrigento interviene oggi la parlamentare Ida Carmina. Ritorna la festa dell'amicizia a Ribera dal 29 settembre al 1 ottobre, ospite d'eccezione Edoardo Bennato. Domenica nuovo appuntamento con la Mimosa d'Oro, i premi assegnati all'atleta paralimpica Monica Graziana e alla presidente dell'Unicef Italia Carmela Pace. Iniziato ieri il raduno precampionato per la squadra dell'Agragas. Si è svolto stamani presso l'Aula Giglia un incontro voluto dalla Prefettura di Agrigento, presente per l'appunto il prefetto Filippo Romano, con i rappresentanti dei vari comuni della provincia, sindaci e segretari comunali, al fine di approfondire tematiche importanti aventi per oggetto bandi e finanziamenti per rigenerazione, borghi storici e altre varie. Si è svolto stamani presso l'Aula Giglia della provincia di Agrigento un incontro voluto dalla Prefettura di Agrigento, presente per l'appunto il prefetto Filippo Romano, con i rappresentanti dei vari comuni della nostra provincia, sindaci e segretari generali, al fine di approfondire le tematiche importanti aventi per oggetto bandi, finanziamenti per la rigenerazione, borghi storici e vari. I momenti di formazione, di informazione e di incontro sono sempre importanti. Questo in particolare è destinato a quell'iniziativa che molti chiamano, semplificando, le case a €1. Diciamo più seriamente, più in generale, che si parla di valorizzazione dei borghi. La Sicilia negli ultimi tempi ha conosciuto un grande successo sui social, su internet, un grande successo turistico perché ha un'immagine forte. La Sicilia è evocativa di tanto, ha dei simboli molto riconosciuti, dalla trinacria al carretto alla pasticceria. Ecco, questi segni, questi simboli fanno della Sicilia un'idea molto precisa nella mente del turista e possibilmente anche nella mente delle persone che decidono di trasferirsi anche in Sicilia e vivere la nostra realtà non più solo da turisti ma addirittura da nuovi cittadini, portando un'utile economia nei nostri borghi. Oggi ascoltiamo il sindaco di Mussomeli che ha una bella esperienza di successo da raccontare e quindi fra colleghi, per così dire, fra sindaci ci si informa, ci si forma e vi saranno anche dei formatori che parleranno di come utilizzare, intercettare prima e utilizzare poi i fondi a disposizione, finanziamenti pubblici europei o nazionali a disposizione per i comuni che vogliano lanciarsi in questa avventura. Ci tengo a dire alla fine che ringrazio molto i sindaci presenti perché questo incontro è fissato già da un mese, ma non potevamo pensare che oggi saremmo stati in una crisi climatica e anche dei trasporti con i 2 aeroporti chiusi così forte. Molti sindaci non sono potuti venire proprio per questo motivo. Su questa emergenza appunto lei mi ha dato il là. La Prefettura come si sta muovendo? Noi l'emergenza la sentiamo soprattutto sui trasporti da e per Lampedusa e per i migranti e anche ovviamente per i villeggianti, per i turisti e per i residenti. Proprio di oggi per esempio il problema della mancata partenza ieri di un certo numero di camion che dovevano portare rifornimenti da Porto Empedocle a Lampedusa. Non c'entrano i migranti ovviamente perché la nave da Porto Empedocle viaggia vuota verso Lampedusa, tuttavia abbiamo affrontato con la compagnia il problema. Se entro oggi non sarà risolto con la nave Galaxy chiederemo, anzi abbiamo già chiesto e ottenuto per domani l'eventuale cambio di nave, quindi i rifornimenti per Lampedusa saranno assicurati. Era previsto anche un incontro sull'abusivismo con alcuni sindaci, sì, è stato posticipato a settembre. È stato posticipato a settembre perché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ce lo ha richiesto per motivi organizzativi loro. Noi ovviamente siamo sempre a disposizione. Si tratta di trovare i soldi e i modi per abbattere quegli immobili abusivi che ancora sfregiano le nostre coste e i nostri paesaggi. Si ricollega al tema di oggi.
oggi, perché se vogliamo vendere un territorio dobbiamo vendere un territorio che sia bello, che sia all'altezza del nome che porta. Sindaco, un importante incontro oggi per discutere dei fondi che sono necessari per lo sviluppo del territorio. Ecco, Bivona in questo senso ha voluto partecipare insieme ad altri sindaci. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Penso che sia una bellissima iniziativa, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per averci dato questa possibilità di confrontarci con gli altri sindaci anche di altri territori su quello che è la valorizzazione dei borghi. Ormai noi assistiamo a uno spopolamento soprattutto nelle aree interne e dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni importanti anche attraverso i finanziamenti, attraverso le iniziative, quelle delle case €1, come ci sta raccontando il sindaco di Mussumeli, per cercare di ripopolare i borghi. Bivona è stato beneficiario assieme ad altri comuni della provincia dell'Agrigento di un progetto, di un finanziamento importante sulla valorizzazione dei borghi di €1.700.000, che tratta sia una parte infrastrutturale e un'altra parte di rigenerazione culturale. Accanto a questo abbiamo avuto un finanziamento di €1 milione proprio in favore delle associazioni e delle imprese, fino a un massimo di €75.000 per il 100% a fondo perduto per le donne, 90% a fondo perduto per gli uomini. Quindi questo ci consentirà di mettere in campo delle iniziative imprenditoriali che possono dare respiro al nostro territorio. Quindi ringrazio ancora Sua Eccellenza per queste opportunità, perché ha programmato tutta una serie di riunioni che vanno dalla valorizzazione dei borghi ai finanziamenti del PNRR e tanto altro che interessa agli enti locali. PNRR, Sanità Sicilia, questo è il tema dell'intervista all'onorevole Margherita La Rocca Ruvola. Al via la spesa, ecco i progetti previsti nell'Agrigentino tra centrali operative, case e ospedali di comunità. Si cominciano a spendere i fondi del PNRR per la sanità territoriale, che ricordo parliamo di case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative. Questo è un progetto che dovrebbe rispondere proprio al territorio, cercando di intasare il meno possibile i pronto soccorso e gli ospedali. Parliamo intanto, nel caso della nostra provincia, gli ospedali di comunità sono 3, Agrigento, Bivona, Santa Margherita di Belice. Parliamo di case di comunità, nella nostra provincia sono 19, ricordo che ne erano state individuate 12, dopo un lavoro di concerto minuzioso, di ascolto del territorio, di audizioni e quant'altro, in Commissione Sanità se ne sono aggiunte altre 7, da Canicattì a Santa Margherita, passando per Menfi, passando per Sciacca, passando per Bivona, Cattolica, Aragona, insomma sono 19 le case di comunità. A che punto sono? Dove siamo arrivati? Siamo arrivati al fatto che il primo 10% di questo investimento è già arrivato e l'assessorato lo ha trasferito alle varie aziende ospedaliere. La Invitalia ha fatto un lavoro che è quello di aggiudicare i lavori e si è in attesa di vagliare la documentazione delle ditte che hanno partecipato per poter appaltare questi lavori. Complessivamente parliamo di una somma di quasi 800 milioni di euro ed è una somma notevole ed è una somma che può dare risposta di qualità, perché gli 800 milioni devono essere utilizzati per le 3 misure di cui ho detto prima, ospedali di comunità, COT e case di comunità, ma anche per ospedali sicuri, quindi mettere in sicurezza da un punto di vista strutturale le strutture vecchie che abbiamo, la digitalizzazione, l'acquisto di grandi apparecchiature. Per le grandi apparecchiature l'assessorato ha già provveduto, poi mano a mano che i lavori vengono fatti, vengono eseguiti, su piattaforma vengono inseriti i dati e il Ministero rimborsa i soldi, quindi parliamo, ripeto ancora una volta, di una somma notevole, 800 milioni di euro. Tutto questo dovrebbe dare un grande respiro alla nostra sanità e mettere in sicurezza quella che è la fragilità della salute del cittadino, che può rivolgersi alla casa di comunità o all'ospedale di comunità e comunque avere vicino una centrale operativa per essere, diciamo, il più veloci possibili
L'altra cosa importante che voglio mettere in evidenza sono le date, le scadenze. Allora, entro il 30 giugno del 2026 questi ospedali sicuri, i lavori devono essere terminati, entro il 30 settembre del 2024 le case di comunità, entro il 31 marzo del 2024, quindi quanto prima, le centrali operative devono essere completate e gli ospedali di comunità devono essere finiti entro il 31 marzo del 2026. Noi, parlando del territorio di Agrigento, diciamo così, Ovest, noi abbiamo l'ospedale di comunità di Santa Margherita ed è una delle cose che come Presidente della Commissione Sanità ho voluto per dare risposta a questo territorio, ed è una delle strutture su cui puntiamo. L'importo del finanziamento è di circa 2.300.000 euro e nel momento in cui questo territorio avrà una risorsa come un ospedale di comunità, noi crediamo che in termini di risposta sanitaria il cittadino potrà sicuramente avere quelle risposte che magari in questo momento questo territorio non ha. Diritti delle persone con disabilità, le politiche in Italia e in Europa per proteggere il presente e programmare il futuro. È stato questo il tema di un incontro che si è svolto nella giornata di domenica presso la sede del Parco della Valle di Agrigento e che ha visto la presenza del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, con l'intervento del direttore del Parco Roberto Ciarratta e la partecipazione di numerose associazioni del terzo settore. Ha concluso l'incontro ampio e partecipato l'europarlamentare Annalisa Tardino e il servizio. Diritti delle persone con disabilità, le politiche in Italia e in Europa per proteggere il presente e programmare il futuro. Questo è il tema di un incontro che si è svolto nella giornata di domenica presso la sede del Parco della Valle di Agrigento e che ha visto la presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con l'intervento del direttore del Parco Roberto Ciarratta e la partecipazione di numerose associazioni del terzo settore. Un dibattito ampio e partecipato ha concluso l'europarlamentare Annalisa Tardino. Dimostrazione di tutto il patrimonio storico, archeologico, artistico che abbiamo a disposizione. So che qui sono stati fatti passi importanti e sono venuta proprio a conoscere il direttore e i grandi lavori che sono stati fatti proprio per garantire a tutti di poter fruire di uno spettacolo così bello che ci offre la storia e che ci offre l'archeologia. Io so che c'è questo tema di cui mi volevate parlare rispetto alle pensioni di invalidità, è un tema assolutamente importante. Io ho già detto in qualche occasione che dobbiamo parlarne nella riforma delle pensioni. All'interno della riforma delle pensioni è necessario tenere conto delle pensioni di invalidità perché qualche anno fa, di recente comunque è stata adeguata al 1.000.000 per alcune categorie, quindi per chi ha il 100% di invalidità quello che percepisce, ma ci sono gli invalidi parziali che ancora non hanno questo adeguamento e quindi io mi voglio impegnare in questa direzione e con l'aiuto del Ministero del Lavoro che sta ragionando sulle pensioni in generale, quindi su una riforma più generale delle pensioni, spero di intraprendere questa strada, di costituire un tavolo di lavoro e di poter dare delle risposte concrete. Abbiamo cercato, laddove abbiamo potuto, di rendere i cittadini uguali ed è quello, sembra una cosa semplice, ma abbiamo messo insieme lavori e risorse economiche per poter consentire a tutti le persone che hanno un qualsiasi problema di disabilità, ma che sono persone che vogliono vedere e amare i luoghi culturali che noi mettiamo a disposizione. Lì abbiamo messo insieme un progetto che consente oggi alla Valle dei Templi, al Museo Pietro Griffo e nei luoghi della cultura dove abbiamo fatto delle opere di manutenzione di avere la possibilità, senza l'aiuto di nessuno, di poter godere di queste meraviglie. Credo che sia una cosa importantissima che è nella Costituzione, peraltro. Ce ne siamo accorti un po' tardi e di questo ne chiedo scusa, ma quando ne ho avuto la possibilità lo abbiamo fatto e devo dire giorno dopo giorno implementiamo sempre di più questa nuova progettualità che consente questa apertura libera. Quali sono le progettualità per il futuro che abbracciano la sfera della disabilità?
Oggi la ministra Locatelli qui ad Agrigento è orgogliosa di questo perché Agrigento con il parco, grazie al lavoro che sta portando avanti il direttore Roberto Cerratta, diciamo, è uno dei poli all'avanguardia dove si riesce a mettere in stretto collegamento la disabilità, la cultura e l'archeologia, e quindi siamo orgogliosi di essere agrigentini e di aver avuto queste attenzioni. La ministra Cetto, come si sta lavorando su diversi piani legislativi, è stata qui, ma come in tante altre parti della Sicilia, perché questo è stato un tour di 2 giorni in cui si sono toccate più province ed ha ascoltato diverse associazioni di disabili, enti rappresentativi di questo mondo, e che hanno messo in evidenza quali sono le problematicità legate sicuramente all'accessibilità, al sostegno, alla prospettiva per i caregiver e tante altre problematicità che riguardano la vera integrazione dei diversamente abili nella nostra società. Credo che l'ascolto, come sempre, sia la chiave di volta per poter poi portare a livello governativo dei provvedimenti legislativi che siano quanto più idonei a risolvere i problemi dei nostri cittadini. Ma la vera difficoltà poi, così come è stato messo in evidenza, è anche attuare quelle norme che già ci sono, e da questo punto di vista stiamo lavorando perché anche in Regione Sicilia si stia al passo con i tempi. Alessandra Locatelli prima evidenziava come purtroppo non solo in Sicilia, ma siamo a livello europeo non avanti rispetto alle altre nazioni, però il fatto di avere un ministro della disabilità con le competenze che il ministro Locatelli ha e che dimostra ogni giorno è certamente una speranza per questo mondo. Noi ci siamo, sono orgogliosa che abbia dedicato attenzione alla nostra provincia, così come ad altre province, ha già promesso che ritornerà, dove visiteremo dei siti anche più periferici. Un grazie e certamente invito tutti alla collaborazione per poter essere anche più incisivi. E l'assessore di Agrigento Marco Vullo interviene sulla social card spesa 2023. Gli uffici dei servizi sociali sono aperti ogni giorno per dare chiarimenti ai cittadini. Marco Vullo, assessore ai servizi sociali di Agrigento, comunica ai cittadini che in merito alla social card spesa 2023 gli uffici dei servizi sociali sono stati potenziati per dare chiarimenti ai beneficiari della misura di sostegno per gli aventi diritto. Voglio ricordare, continua l'assessore Vullo, che la social card di 382 euro è una tantum e può essere spesa entro e non oltre il 31 dicembre di quest'anno. I comuni hanno collaborato con l'INPS, che è l'ente erogatore per gli aventi diritto alla social card, e ha fornito all'ente di previdenza i dati anagrafici e residenziali dei nuclei familiari. Voglio ricordare ancora, continua l'assessore Vullo, che l'ISEE non deve superare i 15.000 euro e che altre provvidenze come la NASPI, il reddito di cittadinanza, quello di inclusione, la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità vanno in conflitto con la social card. Abbiamo come comune potenziato gli uffici dei servizi sociali, abbiamo creato uno sportello dedicato ogni giorno dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per qualsiasi chiarimento c'è il personale specializzato a dare ulteriori chiarimenti al cittadino. Gli aventi diritto, recandosi presso gli sportelli del comune, avranno il rilascio di un codice della carta che poi, recandosi alla posta, potranno ritirare la social card e il PIN. La social card, continua Vullo, è uno strumento che può dare linfa ai consumi e riguarda la fascia medio-bassa della popolazione, perché chi è in possesso di altre misure di sostegno al reddito e di welfare è sostenuto da altre iniziative in corso. L'assessorato ai servizi sociali di Agrigento e i suoi uffici sono un front office per qualsiasi chiarimento di una misura che ha voluto il governo nazionale. Siglata ieri una convenzione tra la Fondazione Oressia di Gibellina, diretta dall'onorevole Calogero Pumila, e il Comune di Agrigento, dopo quella già firmata qualche settimana fa con il Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Siglata una convenzione tra la Fondazione Oressia di Gibellina, diretta dall'onorevole Calogero Pumila, e il Comune di Agrigento, dopo quella già siglata qualche settimana fa con il Parco della Valle dei Templi
a ribadire la volontà di una presenza forte e consolidata nel centro storico della città, in vista anche di Agrigento capitale della cultura, ma che al di là di questo evento dovranno rendere più forte e più visibile l'offerta culturale della nostra città, afferma l'onorevole Pumila. Una parte consistente dei visitatori della Valle dei Templi deve essere attratta verso il centro storico con momenti culturali attrattivi e intensi. Alcune settimane fa abbiamo concluso la convenzione tra la Fondazione Orestia di Gibellina e l'Ente Parco. Oggi firmiamo quella con l'amministrazione comunale. Insieme con la professoressa Licalzi, componente del Consiglio d'amministrazione, con l'architetto Fiammetta, direttore del museo, siamo qui a ribadire la volontà di una presenza forte, consolidata nel centro della città, come una sorta anche di braccio per l'amministrazione comunale, per il sindaco, per coloro che affronteranno un evento importantissimo come l'anno di Capitale della Cultura di Agrigento, ma che comunque, al di là di questo evento che ha una sua rilevanza nazionale e internazionale, dovranno rendere più forte, più concreta e più visibile l'offerta culturale, in particolare nel centro della città. Agrigento ha un straordinario patrimonio, che è quello della Valle dei Templi, visitato da un numero straordinario di appassionati provenienti da tutto il mondo. C'è la necessità che una parte sempre più consistente di questi visitatori venga anche a vedere le bellezze, la storia del centro storico e sia attratta anche da un'offerta culturale che punti sull'arte contemporanea, sul teatro, quindi sulle arti visive, sulla musica, sulla poesia, sulla presentazione di libri e sui confronti su vari aspetti della cultura. Questa è l'importanza della convenzione e io sono grato al sindaco e all'amministrazione comunale di avere colto il valore e l'importanza della presenza della Fondazione Orestia ad Agrigento. Allora, grazie al sindaco, anzitutto all'assessore Cantone, al presidente del Consiglio Comunale, che al di là del loro incarico, Carmelo ha esperienza con il turismo, è il presidente Civiltà e uomo di buona lettura e quindi certamente la loro presenza ancora di più irrobustisce l'impegno della Fondazione Orestia nel rapporto con la città di Agrigento. L'onorevole Pumila ha detto tutto e quindi io cercherò di essere quanto più possibile sintetico. Devo però ringraziarlo nel suo ruolo di presidente per l'incarico che mi è stato offerto, per la possibilità di poter dirigere questi spazi in qualità di responsabile referente per la Fondazione Orestia qui ad Agrigento. È una grande sfida, bella come tutte le sfide, piena di intuizioni possibili e di ricadute sulla cultura della città, una cultura che deve essere sempre di più progressiva e riuscire ad essere dialogante fra i tanti segmenti che in effetti in questi anni ad Agrigento hanno finito talvolta per essere divisi fra loro. Passiamo alle notizie relative all'emergenza incendi. Il presidente della regione Renato Schifani sta continuamente monitorando la situazione in Sicilia, in arrivo vigili del fuoco anche da altre regioni. Il servizio sulla situazione degli incendi in Sicilia interviene il presidente della regione Renato Schifani. La situazione in tutta la Sicilia è ancora difficilissima anche per le condizioni meteo che stanno complicando ulteriormente il lavoro di chi deve contrastare le fiamme. Sono stato per tutta la notte in costante contatto con il Corpo Forestale, con la Protezione Civile, con i Vigili del Fuoco e la Prefettura per avere aggiornamenti in tempo reale. Dal Capo Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, il prefetto Laura Lega, ha ottenuto l'impegno a far giungere in Sicilia ulteriori squadre provenienti da altre regioni, in quanto quelle in servizio nella nostra isola sono già tutte impegnati nei vari fronti di fuoco che stanno interessando il nostro territorio. Sono vicino agli uomini, inizia
Sono vicino agli uomini, continua Schifani, che in questo momento con grande dedizione e coraggio stanno contrastando le fiamme, e voglio esprimere loro la gratitudine mia e di tutti i siciliani. Il mio pensiero va anche alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case perché messe a rischio dai roghi. Attendo con apprensione aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'operaio forestale che ieri si è gravemente ustionato e che attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Il presidente Schifani sta seguendo da vicino l'evolversi dell'emergenza incendi in Sicilia, che sta interessando tutto il nostro territorio, e che ha espresso il suo cordoglio per la donna morta perché i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla a causa degli incendi che sbloccavano l'accesso alla sua casa nella zona di San Martino delle Scale. Ringrazio, continua Schifani, la situazione più grave resta sempre quella delle zone attorno a Palermo, dove sono giunte anche squadre di volontari dalla provincia di Agrigento ed Enna. Nella notte sono state evacuate abitazioni a San Martino Monreale, Altofonte, Bocca di Falco, Mondello, Pizzosella, Poggio Ridente e Capaci, nella zona attorno all'aeroporto di Punta Raisi. Situazione critica anche nel Trapanese, a San Vito Lo Capo, nel Messinese e a Enna. Ringrazio il ministro Matteo Salvini, che segue personalmente l'evolversi della situazione, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta per la fattiva collaborazione, ha aggiunto Schifani, il dirigente della protezione civile regionale Salvatore Cocina in continuo contatto con il direttore regionale Gaetano Vallefuoco, con il capo del Dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, con il prefetto di Palermo per monitorare costantemente la situazione e eventualmente concordare ulteriori azioni di supporto. L'aria calda del Sahara soffia incessante sulla Sicilia, che raggiunge i 48 gradi e si trova ancora una volta nella devastante morsa delle fiamme. Il fuoco pervade l'isola, la cerchia, la distrugge, tutte le province sono assediate a bruciare e praticamente tutto. In Trapani e Palermo famiglie costrette ad evacuare le loro abitazioni poiché le fiamme sono troppo vicine. La prefettura ha avviato al centro coordinamento soccorsi in relazione ai roghi sviluppatisi nel Trapanese. I carabinieri insieme ai vigili del fuoco, aeronautica e altre forze di polizia sono stati impegnati per mettere in sicurezza i cittadini nelle aree interessate dalle fiamme. Evacuata la spiaggia di Calampiso, così come alcune abitazioni, chiusa la A29 in entrambi i sensi per incendio, altezza Galleria di Segesta. Fumo e odore acre sono incessanti. La zona più colpita ancora una volta è apparsa quella di Calatafimi. Il fuoco ha prima divorato la pineta del Castello Eufemio e le zone sottostanti il paese, poi l'emergenza in realtà si è spostata verso Segesta. Fiamme anche ad Erice, nella zona del Demanio San Matteo, che ha visto impegnati i carabinieri delle stazioni di Erice, San Vito, Buseto Palizzolo e la radiomobile di Trapani e Alcamo. Incendio anche nella vicinissima Castellammare del Golfo, che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco, protezione civile, forestale e numerosi volontari. Paura per la riserva dello Zingaro, minacciata ancora una volta dalle fiamme. Una notte di lavoro intenso è stata vissuta anche dal soccorso alpino e speleologico siciliano. Il reparto ha collaborato con una operazione di salvataggio per mettere in sicurezza un gruppo di turisti rimasti intrappolati nella zona di Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo. Chi ha parenti che possono dormire in quelle zone li chiami per telefono e li svegli per evacuare. Si è affidato ai social il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, per diramare il messaggio dell'allerta dopo la decisione di evacuare le aree a ridosso del fuoco che avanzava in diverse zone del comune. Con la protezione civile siamo in giro in tutte le contrade, ha scritto il sindaco, e da ieri sera il fuoco ha colpito il Monte in Serra a Palermo, che sovrasta i quartieri di Tommaso Natale e San Lorenzo. Il fuoco è alimentato dal forte vento di scirocco. Incendio a Monte Gallo, così come nel quartiere Cruiglias a ridosso dell'ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono ininterrottamente al lavoro da ieri e brucia la montagna sopra Mondello. Le fiamme sul costone sono partite nel pomeriggio di ieri, in una giornata che è stata drammatica per la Sicilia, devastata da ben 45 roghi che, alimentati dal vento di scirocco e dalle temperature altissime, hanno bruciato ettari di macchia mediterranea, soprattutto fra Palermo e Catania.
A quanto riferito dalla regione interessate dalle fiamme nel Palermitano sono le località di Monreale, San Martino delle Scale e Piana degli Albanesi, la stazione ferroviaria di Fiumetorto, la quarta discarica di Bellolampo, Pizzosella, Belmonte Mezzagno, Cefalù, Aliminusa, Terrasini, Termini Merese. Disagi per i viaggiatori, Punta Raisi finisce nella morsa del fuoco, il vasto incendio che si è sviluppato sopra Cinisi a causa del forte vento di scirocco è arrivato fino al perimetro dello scalo del Falcone Borsellino. GESAP così ha annunciato che l'aeroporto resterà chiuso. GESAP ha così annunciato la variazione di orari e voli. Era stato emesso il notame di chiusura sino alle 11 di oggi. Il primo volo che risulta essere cancellato è quello EC 3512 delle 7, che da Palermo avrebbe raggiunto l'aeroporto di Milano Malpensa. Altri voli cancellati: Palermo-Lione delle 6, Lione-Palermo delle 10:30, Tolosa-Palermo, Palermo-Tolosa, Palermo-Brindisi, Palermo-Roma, Palermo-Cuneo, Palermo-Verona. Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Un appello comunque importante: in caso di incidenti o persone disperse in ambienti montani o impervi, contattate immediatamente il numero unico di emergenza 112. La collaborazione tra i vari reparti di soccorso è fondamentale per garantire la sicurezza di chiunque si trovi in difficoltà in queste zone particolarmente ostili. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E sul futuro aeroporto di Agrigento interviene oggi con un suo video dall'aeroporto di Palermo il parlamentare agrigentino onorevole Ida Carmina. Mi trovo qui all'aeroporto Punta Raisi di Palermo in attesa di potermi imbarcare per Roma. Mi pare la sede più adatta per accogliere incondizionatamente l'appello espresso dal collega Calogero Pisano. Del resto, oltre alle buone intenzioni contano i fatti, io sono il primo onorevole rappresentante della provincia agrigentina che ha fatto un atto parlamentare volto alla realizzazione dell'aeroporto, un ordine del giorno con cui ho chiesto al governo di impegnarsi proprio alla realizzazione di questo aeroporto. Tuttavia il governo ha dato parere negativo e la maggioranza parlamentare ha espresso parere negativo. Ripeto, oltre alle buone intenzioni contano i fatti. Quando viene l'eurodeputata Tardino a dire che si deve fare l'aeroporto ad Agrigento, le ricordo che lei è coordinatrice regionale della Lega, cioè esponente di primo piano del partito di Salvini, che è l'attuale ministro dei trasporti, che può da solo decidere immediatamente, come ha deciso la proposizione del decreto legge per necessità e urgenza per il ponte sullo stretto, che non sarà difficile possa realizzarsi. Bene, faccio una decretazione d'urgenza per la realizzazione immediata dell'aeroporto di Agrigento. Chiedano i componenti di maggioranza un incontro urgente con il ministro Salvini, perché vedete tutto ciò e il disagio che noi proviamo e il fatto che Agrigento Capitale della Cultura 2025 possa rivelarsi un flop dipende proprio dalla realizzazione di questo aeroporto, perché quello che rivela ciò che è accaduto a Catania è che la Sicilia, e quindi anche Agrigento in parte, perché metà del flusso proviene a noi, metà da Palermo e metà da Agrigento sostanzialmente, metà da Catania scusate, si perdono 40 milioni di euro al giorno e nessuno si muove, tranne gli esponenti del Movimento 5 Stelle che oggi sono andati in ispezione a partire dal nostro deputato in infrastrutture Luciano Cantone proprio all'aeroporto di Catania per comprendere quale sia la situazione e perché l'aeroporto non riparta. Quindi al di là delle parole contano i fatti, si deve cercare di incontrare e fissare un incontro urgente con il ministro Salvini sulla situazione in Sicilia, sulla situazione ad Agrigento che risente moltissimo da quanto sta accadendo e portare avanti insieme le battaglie, ma parole basta, occorrono lotte fatte con atti
e con risoluzioni concrete, diversamente diventa solo propaganda elettorale magari prima delle europee e questo non va bene. Illudere i nostri concittadini vessati da tanti ritardi, da tanti gap infrastrutturali, nella sanità, dappertutto non va bene, bisogna essere concreti e io rispetto alla concretezza ci sono e ci sarò sempre. Si svolgerà a Ribera, città natia dell'onorevole Carmelo Pace, la prima festa nazionale dell'amicizia proprio nella nostra provincia, nei giorni che vanno dal 29 al 30 settembre, 1 ottobre prossimi, diversi tavoli tematici su Agrigento capitale della cultura, momenti di confronto e anche una fiera, prevista la partecipazione del cantante Edoardo Bennato, il servizio. Si svolgerà a Ribera, città natia dell'onorevole Carmelo Pace, eletto nella lista della Democrazia Cristiana, la prima festa dell'amicizia che cara fu un tempo ai tanti democratici cristiani dell'epoca. Carmelo Pace lo ha comunicato nel corso della riunione che ha visto l'adesione del parlamentare regionale Carmelo Pullara al partito dello scudo crociato. La prima festa nazionale dell'amicizia si svolgerà proprio nella nostra provincia nei giorni che vanno dal 29-30 settembre al 1 ottobre prossimi, previsti tavoli tematici su Agrigento capitale della cultura, momenti di confronto, anche una fiera, prevista anche la partecipazione del cantante Edoardo Bennato. Tornerà, per i più giovani non sanno cos'è stata la festa dell'amicizia, tornerà la festa dell'amicizia e siccome me la sono cercata, il segretario nazionale mi dice tu l'hai voluta e tu diciamo. E quindi la prima festa dell'amicizia nazionale si farà in provincia d'Agrigento e si farà a Ribera. Guarda caso, guarda caso, Si farà il 29 settembre, il 30 settembre e il 1 ottobre. Ci saranno tavoli tematici, alcuni curati dai giovani, altri sulle attività produttive, ci sarà un tavolo su Agrigento. Ce ne sarà uno curato dalle donne, io Agrigento città della cultura, ci sono anche momenti di goliardia, c'è una fiera, abbiamo preso già l'artista principale perché per il riberese sanno che mi piace organizzare feste, quindi non posso esimermi. E chi è? Ci sono 3 serate, il cantante che verrà la giornata più importante che è il sabato è Edoardo Bennato. Buongiorno, credi di essere giusto. La comunità missionaria porta aperta ai nostri microfoni, nessuno sfratto, ma per rimanere all'interno di un'abitazione è necessario osservare la legge che prevede la firma di un contratto di comodato d'uso, la replica e le spiegazioni dettagliate da parte di Suor Maria Grazia Pellitteri a quanto precedentemente diffuso. Suor Maria Grazia della comunità missionaria Porta Aperta, Mensa della Solidarietà, sappiamo che voi gestite degli alloggi per le famiglie indigenti. Diciamo, come funziona tutto questo procedimento che porta all'assegnazione degli alloggi? Intanto parlare di alloggi è una parola molto grossa. Noi abbiamo 3 piccoli appartamentini, uno ad Aragona e 2 ad Agrigento, che a noi sono pervenute per opere di beneficenza per aiutare i poveri da altri benefattori, i quali si sono fidati di noi e hanno realizzato questa micro realizzazione per mettere noi in condizione di aiutare chi era nel bisogno. Attualmente noi abbiamo soltanto 3 micro realizzazioni, 2 ad Agrigento e, come vi dicevo, 1 ad Aragona. Sono gestite in questo modo. Noi diamo la possibilità a chi veramente è nel bisogno e non ha dove poggiare il capo e non ha un tetto sulla testa di entrare in questa casa e regolarizziamo il tutto con un comodato d'uso gratuito, debitamente firmato da noi come persone che danno e da loro come persone che ricevono. Che è una cosa importantissima. È una cosa importantissima perché cautela garantisce sia noi e sia loro, quindi non sono semplicemente delle persone messe lì che da un momento all'altro possono essere un po' sfrattate. Ci sono delle leggi che regolano questo
procedimento, questa procedura, e garantisce sia gli uni quanto gli altri. È notizia comunque di ieri che voi avreste sfrattato qualcuno e risponde al vero? No, assolutamente falsa. Allora, la signora che è venuta, diciamo, a fare quell'intervista con il vostro giornalista dimentica che è da 10 anni che abita in quella casa, è da 10 anni che la comunità missionaria Porta Aperta l'aiuta sotto forma, ecco, finanziaria, di viveri, di sostegno morale, spirituale, di tutto e di più. Immaginarsi che sono arrivati da Milano e non avevano niente dove per poter, diciamo, campare, che si suol dire. Non avevano una casa e dormivano dentro una macchina. Io sono andata a tirarli fuori dalla macchina e gli ho dato l'appartamentino. Quindi loro mi hanno detto che avevano una concessione per vendere frutta e verdura, ma non avevano come fare. Io li ho aiutati anche economicamente e io addirittura da parte di alcuni miei amici mi sono fatta regalare un fiorino per darglielo, ma né l'uno né l'altra sono nelle condizioni di poter portare avanti, diciamo, un esercizio. E quindi adesso cosa è accaduto? Voi cosa avete chiesto per mantenerli all'interno di quell'appartamento? Noi abbiamo chiesto semplicemente di regolarizzare la loro posizione firmandoci il comodato d'uso gratuito che loro hanno travisato, e non so chi, diciamo, in maniera erronea, ecco, li ha, diciamo, strumentalizzati dicendo che questo era un modo per le suore di buttarli fuori di casa, ma a noi non è mai venuto, manco per l'anticamera del cervello, di buttare fuori nessuno da una casa se non sappiamo dove devono andare. Dunque ciò che è necessario è regolarizzare la posizione legalmente, cosa che lei non vuole fare. Siglato con l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati un accordo istituzionale alla presenza anche del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Prefetto di Palermo, con la Regione Siciliana, presente per l'occasione il Presidente Renato Schifani, affinché i cittadini trovino un ristoro ai danni subiti dalla criminalità organizzata. La mafia colpisce al cuore con il sequestro dei patrimoni, è un principio non negoziabile, quello di restituire alla comunità i beni confiscati affinché i cittadini trovino un ristoro ai danni subiti dalla criminalità organizzata. Questo quanto detto dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che alla Prefettura di Palermo ha siglato un accordo con l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, rappresentata dal Prefetto Bruno Corda, un accordo istituzionale alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Prefetto di Palermo e del Sindaco. Tanta strada si è fatta, io credo che oggi come oggi questo sistema sia un sistema fluido, operativo. Naturalmente occorre volerle le cose, quindi chi vi parla a nome dell'intero governo vuole questa fortissima collaborazione sotto il profilo operativo, sotto il profilo dinamico, e anche il protocollo di oggi vuole essere un segnale a che i cittadini si rendano conto che le istituzioni sono vicine a chi ha subito torti mafiosi, a chi ha subito diciamo, cini che li hanno privati della loro esistenza. Noi abbiamo celebrato recentemente i 2 anniversari che conosciamo, sono anniversari che ci fanno sempre ricordare quello che ha passato e quello che ha pagato la nostra terra. Però vi è stata dopo una reazione forte che è partita dal basso, è stata una reazione sociale al di là di quelle delle istituzioni e i giovani in particolar modo. Oggi sono contento del fatto che siamo qui a, diciamo, a gestire allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa sensibilità un tema delicato. La gestione dei beni mafiosi è una scommessa che non si può perdere e non stiamo perdendo, perché se no avremmo fatto un regalo alla criminalità organizzata e questi regali non li possiamo fare né intendiamo farli mai. La criminalità organizzata va combattuta senza se e senza ma. E si terrà oggi pomeriggio a Palma di Montechiaro la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, che avrà inizio alle ore 18 presso il Palazzo Ducale, alla presenza delle autorità civili e militari. Il sindaco Stefano Castellino, che presiederà l'incontro, ha invitato la cittadinanza palmese a partecipare alla manifestazione. E domenica prossima, 30 luglio, alle 20:30, presso il Teatro della Valle di Agrigento, sulla Panoramica, si svolgerà la 32esima edizione del Premio Mimosa d'Oro, promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara,
presieduto da Lina Urso Gucciardino. Il premio è stato assegnato al presidente della Unicef Italia Carmela Pace di Siracusa e all'atleta paralimpica Monica Graziana, contraffatto di Gela il servizio. Si svolgerà domenica prossima, 30 luglio, alle ore 20:30 presso il Teatro Valle dei Templi, sulla Panoramica, la 32esima edizione del Premio Mimosa d'Oro, promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Il premio è stato assegnato al presidente dell'Unicef Italia Carmela Pace di Siracusa e all'atleta paralimpica Monica Graziana, contraffatto di Gela. Altri riconoscimenti speciali sono stati conferiti a Gabriella Cucchiara, presidente FIPE Confecommercio, laurea di Giovanna Nocito, artigiana del corallo, Selli Lacagnina, ispettrice Croce Rossa italiana, Laura Leto, imprenditrice, Elisa Rizzo, giornalista, Shadi Sciamangani, fotografa. La serata sarà presentata da Gabriello Modei, Giuseppe Moscato e concluderà la nota cantante Iva Zanicchi. Si è svolta a Marsala una cerimonia di intitolazione alla memoria del prefetto Fulvio Sodano, che si è distinto particolarmente nel territorio per l'impegno a difesa della legalità di un bene confiscato sito al centro di Marsala, destinato dal comune ad ospitare il centro socio-educativo I Giusti di Sicilia. Ricordiamo che il prefetto Sodano fu anche di Agrigento quando fu trasferito da Trapani nell'anno 2003 con il governo Berlusconi. 1, 2, 3. Auguri. Di grande priorità per il valore simbolico ma anche per il valore sostanziale. Come abbiamo detto, ci sono stati dei punti di impegno molto forti del governo per rilanciare e rinnovare la capacità dell'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Cerimonie come queste sono di grande valore simbolico e sintetizzano un po' tutta l'importanza di questa gestione. Quindi sicuramente ci sarà un impegno fortissimo. Sottoscriviamo accordi importanti con la Regione Sicilia e voglio ringraziare il Presidente Schifani e tutta la Giunta regionale, perché sono accordi che tendono proprio a migliorare la possibilità e di incrocio di domande e offerta sulla possibilità di recuperare i beni a destinazione sociale, ma anche con il sostegno e il contributo importante della Regione siciliana. Io più che chiedere, noi vogliamo dare. Quello che chiediamo agli enti territoriali e ai cittadini è quello di darci un contributo di idee, perché chiaramente noi abbiamo aperto anche la concessione diretta alle associazioni del terzo settore, deve essere una gestione che parte dal basso. Noi ci possiamo mettere risorse, organizzazione, ma poi ci vuole l'impegno civile e l'immaginazione che non può che venire dalla società civile. L'Agenzia sta facendo in modo che quello che è lo shock di legalità che talvolta succede, cioè aziende che erano su un mercato tra virgolette drogato, perché chiaramente accesso ad una finanza mafiosa, in un contesto di mercato mafioso, quando passano in mano allo Stato hanno bisogno di un rilancio di professionalità nella gestione. Ci sono mirabili esempi anche proprio qui nel Trapanese e qui a Marsala e lo stiamo facendo anche attraverso processi formativi in collaborazione con principali università italiane. Roberto Lipari, noto attore siciliano, presenta oggi il suo nuovo lavoro cinematografico So tutto di te, presente e visibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. L'intervista. È stato il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo ad ospitare la conferenza stampa di presentazione del film So tutto di te di Roberto Lipari, in uscita oggi su Prime Video. Nel film il comico siciliano si cimenta in veste di sceneggiatore, regista e interprete. Sì, come le commedie, diciamo, in generale cerco di toccare tutte le corde e anche la corda dell'attualità, perché sembra un film, è stato fatto 10 mesi fa, quindi è un film molto attuale, perché al centro tra gli argomenti c'è l'algoritmo e quanto l'algoritmo sa di noi. Quindi un po' una metafora, quanto siamo pupi, tra virgolette, nelle mani dei social e delle multinazionali. Sì, quanto siamo ma non solo dei social delle multinazionali, perché siccome il film parla anche di sentimento, a volte siamo pupi nelle mani di un desiderio. Accanto a lui un cast di attori e maestranze quasi tutte siciliane, dove spiccano gli attori Leo Gullotta e Sergio Friscia e le protagoniste femminili Roberta Arrigano e Barbara Tabita. È stato bello costruire con Roberto questo rapporto. All'inizio non ci conoscevamo,
del tutto, io ho visto pochissimo di lui, era anche un motivo per cui mi prendeva in giro all'inizio, cioè, non sai chi sono, il che in realtà ha aiutato perché ci siamo conosciuti 0-0 Valle al Centro e abbiamo costruito questo rapporto sulla base dell'amicizia, perché poi abbiamo scoperto di avere tantissime cose in comune, siamo due nerd, abbiamo i giochi da tavolo, cioè ogni secondo libro era noi due che giocavamo e questa cosa ci ha aiutato tantissimo a costruire la dinamica dolce e giocosa tra Roberto e Sara. È una donna, intanto il capo di Roberto, ed è una donna in carriera, ambiziosa, aggressiva, ne vogliamo aggiungere altre, tutte le peggiori che vi vengono in mente. È una donna che vive di numeri, che vuole arrivare a tutti i costi ad avere una promozione, ad lasciare tutti e partire via dal continente, perché lei ha grandi ambizioni di andare fuori, che per lei fuori è fuori dalla Sicilia, non è che è così tanto più fuori, e chiaramente è una donna che si oppone totalmente a quell'idea di Sicilia, di autenticità, di storia. Infatti il film contrappone due cose: i pupi, la storia, la lentezza, il nonno, la saggezza, e dall'altra parte algoritmi, numeri. E passiamo ora allo sport, sentiamo il collega Carmelo Lentini sulle ultime novità in casa Akragas. È iniziato ieri il raduno precampionato allo stadio Seneto di Agrigento alla presenza dei giocatori che ne compongono la rosa. È iniziata con un bagno di tifosi la prima seduta atletica della nuova rosa di calciatori dell'Akragas. Dopo un breve incontro di benvenuto con il patrone Giuseppe Deni, tutti sul terreno di gioco a sudare sotto un sole cocente. Tutti presenti i giocatori convocati, fatta eccezione per Morimoto, che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare ad Agrigento. Settimane di duro lavoro attendono l'intera rosa, che ha iniziato a seguire attentamente i consigli degli addetti ai lavori. Adesso le prime parole espresse dai nuovi arrivati Lama e Letteri e del tecnico Coppa ai microfoni dell'ufficio stampa della società. Mister Marco Coppa, ci siamo, inizia la nuova stagione, si apre il ritiro dell'Akragas, le tue sensazioni quali sono? Assolutamente positive, come l'ho detto già al primo giorno della conferenza stampa. Oggi finalmente iniziamo, avevo tanta voglia di iniziare e adesso però la palla passa ai ragazzi e quindi voglio che siano loro oggi a parlare. Ecco, accanto ai due big del mercato akragantino, Litteri e Jama. Quindi non comment, facciamo parlare loro. Gianluca Litteri, inizi questa stagione in maglia biancazzurra con quanto entusiasmo, con quanta voglia di fare bene? No, sicuramente inizio con l'entusiasmo giusto perché ho bisogno di riscatto, visto l'anno scorso ho passato un anno un po' travagliato. Sono contento e felice di essere qui, voglio rappresentare al meglio la maglia dell'Akragas e non vedo l'ora di iniziare. Come stai fisicamente? Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione che sta per cominciare? Il mio obiettivo personale è stare bene per tutte le partite di ogni domenica e poi col lavoro i risultati arriveranno. Perché hai scelto l'Akragas? Perché che la maglia che magari si può accostare più magari alla Catania, in Sicilia, e il progetto e la storia che ha l'Akragas può rappresentarmi al meglio. La Serie D che campionato è? Tu l'hai vinto col Catania? Sì, la Serie D è un campionato difficile dove sicuramente gli under fanno la differenza in un campionato semiprofessionistico. Quindi sarà difficile affrontare ogni squadra e è una battaglia ogni domenica. Quindi. Il tuo messaggio ai tifosi biancazzurri qual è? Posso promettere che la maglia dell'Akragas sarà onorata ogni partita. Passiamo adesso a Jama. Torni a giocare in Italia, torni quindi in Sicilia, la maglia dell'Akragas, cosa ti aspetti da questa stagione che sta per cominciare? Buongiorno, sono molto contento di essere un'altra volta qua in Sicilia, questa volta rappresentando questa grande società che è l'Akragas, quindi cercherò sempre di dare il massimo e contribuire sul campo. No? Anche a te chiedo come stai fisicamente e quali sono i tuoi principali obiettivi per la stagione? Fisicamente ho un pleno campionato, quindi
sto bene e poi gli obiettivi personali a questa età diciamo che uno ha il privilegio di lasciarle un po' da parte e pensare un po' a quello del gruppo, no? Io penso che gli obiettivi del gruppo siano quasi uguali che i personali di tutti, quindi l'importante è che il gruppo sia bene e giochi bene. Mister Marco Coppa, soddisfatto del mercato biancazzurro? Assolutamente sì, anche se poi quello che io mi auguro e spero sempre è che i tifosi dell'Akragas, tutta la città, trovino sempre l'equilibrio e la misura, perché per me è importante ribadire questo concetto e ancora più importante ribadirlo avendo accanto due riferimenti per noi quest'anno che sono Gianluca e Cristian. Questa è una società che grazie agli sforzi del presidente Deni e di tutti i dirigenti ha ritrovato la Serie D e credo che l'obiettivo principale sia quello del mantenimento della categoria. Ho visto tantissime società gloriose fare sempre su e giù e questo credo che sia il danno peggiore, invece credo che la cosa più intelligente sia quello di riuscire per il momento a consolidarsi in questa categoria. Abbiamo fatto un mercato cercando anche profili che possono darci una mano da questo punto di vista, perché i giocatori che abbiamo acquistato sono giocatori che abbiamo scelto per le caratteristiche e soprattutto anche sotto il profilo della personalità. Noi abbiamo bisogno di tanta personalità calcistica in campo per raggiungere il prima possibile quello che è l'obiettivo della società, che ripeto è la salvezza, è l'obiettivo del mantenimento della categoria. Poi è pure vero però che se mi giro a destra, a sinistra o penso a qualche altro giocatore che è di là dentro lo spogliatoio e siamo bravi perché poi non pensare eventualmente anche a qualcos'altro, però mi piace vivere la giornata. Oggi iniziamo questo ritiro con un obiettivo ben preciso, che è quello di lasciare l'Akragas il prossimo anno ancora con questa stessa categoria. Poi se a dicembre e gennaio i ragazzi ci faranno il regalo a tutti di stare in una posizione di classifica diversa, allora poi incominciamo a parlare di altro. Però per il momento lavoriamo alla giornata perché è giusto che sia così. E questo è tutto per oggi. Per TV Notizie vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.